Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo del karma, delle persone buone, delle persone giuste, delle persone che hanno paura della propria ombra e tante altre belle cose. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi vuole chiedere di iscrivervi al canale YouTube di Illegata, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano. Vi ricordo che domani sera, che è mercoledì, alle 21 il canale Marietto Veneziano avremo le sibille interattive gratuite e non mancare. In più vi ricordo che qui sotto, con i vari link anche per il canale del Marietto, per le Sibili, ci abbiamo anche il link per raggiungere il sito capitano.altervista.org dove ci sono 20 ebook fatti dal Marietto dal 2015 in avanti. Sono degli ebook di radionica e radioestesia in cui ci sono le spiegazioni, i circuiti e ne hanno già scaricati più di 150.000 e il Marietto ha donato all'umanità circa o più di 2 milioni di circuiti quadranti e circuiti radionici quadranti e radiostesici. 2 milioni. In più vi ricordo anche che c'è uno shop di Legare Magneti Veneziano in cui ad esempio potete trovare questo amuleto, talismano amuleto dal costo di 150 euro più 10 euro di spedizione. E ci sono le spiegazioni, io ho fatto anche dei video su questo talismano amuleto. In più ci sono altri prodotti esoterici che si possono acquistare. Si può pagare con PayPal o con quant'altro. Più se volete un consulto privato, qui sopra il numero di telefono per raggiungere tramite Telegram il vostro manetto veneziano. 20 euro 45 minuti. Oggi parliamo un po' del karma e di quelle persone che vogliono fare le buoniste, quelle persone che si arrogano o vogliono sempre cercare la via di mezzo per non avere problemi. Allora, io parto un po' da lontano, come sapete, perché il vostro Marietto ha 60 anni e quindi si può permettere di partire da lontano. È nato nel baby boom, quando andavo a scuola io c'erano sempre, anche nei paesi piccoli, tantissime persone, c'erano due classi sempre di 20-21, no? Anche in paesi da 1500 abitanti. E mi ricordo che quando avevo 21 anni, il capitano degli Alpini di Torino veniva a trovarmi e, insomma, il capitano degli Alpini di Torino, quando si toglieva i guanti bianchi, insomma, per chi vedeva cosa faceva, diciamo che faceva tremare le gambette, no? E sembrava una persona cattiva. E un giorno mi disse, sai Marietto, io ormai me ne andrò, no? Ma queste persone potranno sfuggire alla mia giustizia, ma non sfuggiranno alla giustizia di Dio. Lo ripeto meglio perché forse se è la prima volta che vedi Marietto Veneziano. Queste persone qua potranno sfuggire alla giustizia del capitano degli Alpini, ma non potranno sfuggire alla giustizia di Dio. Insomma, chi vedeva come lavorava e quando si toglieva i guanti bianchi il capitano degli Alpini di Torino, insomma, ve l'ho detto, bisognava prendersi una vagonata di cardioaspirine perché, insomma, era terribile, no? Però in quel momento io avevo 21 anni, buonismo, capite? Le persone, ma cosa stanno fatte di male queste persone? E il problema di base è che la maggior parte delle persone, angeli colorati, settima dimensione, prendiamo l'ascensore, paroline che devi ripetere 10 volte, ti aprono, non so io, la scala per salire. Signori, quando una persona è buona, per i suoi vari interessi del subconscio, non vuole avere problemi, lascia perdere. Io potrei raccontare centinaia di situazioni in cui le persone, quando sono state buone, purtroppo hanno sempre raccolto delle cose che non andavano bene. Non hanno fatto bene a loro e non hanno fatto bene all'altro. Nella Bibbia, infatti, c'è scritto che se uno è scemo nel Vecchio Testamento, devi dirglielo che è scemo. Lo ripeto, nella Bibbia c'è un passaggio che se uno è scemo, è un idiota, bisogna proprio dirglielo perché sennò l'idiota lo sei anche tu. No? E voi mi direte, perché questo? No? Perché gli ebrei, gli israeliti, scusate, non c'è niente, gli israeliti non sono gli ebrei, no? Perché gli ebrei sono praticamente un gruppo di 12 tribù e gli israeliti sono quelli che vanno verso Dio, no? Sono due cose differenti. Però perché gli israeliti si sono messi a scrivere se uno è un idiota glielo devi dire, no? E non devi fare il buonismo, no? Perché per legge di compensazione, e lo ripeto, per legge di compensazione, se tu fai il buono,
da un'altra parte di questo bellissimo mondo blu ci deve essere un cattivo. Lo ripeto, se tu fai il buono a destra, a sinistra, che potrebbe essere il tuo vicino di casa, quello di sotto, quello di sopra, tuo figlio, diventerà per forza di cose un disgraziato e farà delle cose cattive. Perché? Perché per legge di compensazione ci devono essere queste due regole. Buono uguale a cattivo. Se tu invece fai il giusto e dai a Cesare quel che è di Cesare e a Marietto quel che è di Marietto, automaticamente non c'è questa legge di compensazione. Lo ripeto, se tu fai il buono, per legge di compensazione ci deve essere un criminale, per il semplice fatto che si devono bilanciare. Quindi, se tu pensi di fare un'azione buona, no? E poi nella vita ti succede qualcosa e dici, ma io sono stato buona. Queste cose sono da New Age, lo ripeto, queste cose sono da New Age riciclate, no? La Chiesa di Stato con queste cose ha dominato il pianeta per tanti anni. E stanno aspettando ancora il terzo segreto di Fatima, quando nel 1100 hanno fatto fuori più di 200.000 donne e roba del genere, perché erano buoni. Allora, se le persone sono giuste, a un certo punto non c'è più questa discriminazione, cioè non discriminazione, questo equilibrio e la cosa va via liscia. Quindi molte volte le persone, quando hanno le spalle contro il muro, si fanno vedere la polpetta del marietto e fanno i giusti. E non c'è niente che vi ritorna contro. E invece quando fate i buoni, per forza di cose vi ritorna contro un criminale, per forza di cose, per legge di compensazione. E non ci sono paroline, non ci sono ferri arrotolati, non c'è niente che vi possa salvare, perché l'atto di fare il buonismo con un idiota, perché magari è un idiota, vi crea del karma negativo. Negativo. Capito? Bene, grazie per avermi ascoltato e alla prossima, ciao.